disciplina paleontologica che si preoccupa di indagare, studiare, interpretare e censire le tracce lasciate in vita dai vertebrati terrestri, cioè anfibi, rettili, dinosauri, uccelli, mammiferi, uomo compreso, che giungono a noi allo stato fossile. Pur considerando che le icniti, cioè l'oggetto di questo studio, sono estremamente rare, fra le più comuni ci sono le impronte legate al movimento, cioè orme e piste, ma sono considerati icniti anche le tracce lasciate dall'attività riproduttiva, come i nidi o le uova, o le deiezioni corporee, come i coproliti. Indubbiamente però le impronte sono quelle più suggestive. Qui vedete delle immagini di due piste di dinosauri del Cretaceo della Bolivia che camminavano affiancate. Ora è chiaro che di fronte a queste immagini si vede la differenza sostanziale che c'è fra il fossile tradizionale e un icnite. Mentre i fossili tradizionali sono resti di organismi più o meno incompleti legati alla morte dell'organismo stesso, quando ci troviamo a discutere e a studiare le impronte, invece dobbiamo porci delle domande di tipo esistenziale: dove andavano, cosa facevano, chi erano, e quindi dobbiamo pensare agli organismi vivi. D'altra parte, lo studio delle impronte ci permette di raccogliere moltissime informazioni, anche sulla dinamica del movimento, sulle dimensioni, la velocità, la direzione, quindi le domande che ci poniamo sono congruenti con i dati di cui stiamo studiando. Non sempre, vedremo, le risposte che siamo in grado di dare sono convincenti al 100%. Ora, nell'immaginario popolare non c'è nulla di più effimero di una impronta lasciata nella sabbia. E allora dobbiamo domandarci com'è possibile avere reperti di questo tipo, che non è poi chissà cosa. Questa è una lastrina, fate conto, di una ventina di centimetri di lato, che con una chiarissima controimpronta, un calco naturale di un'impronta di un rettile, di una specie di grosso lucertolone, che ha transitato sulle rive di un fiume appena dopo una esondazione, lasciando le sue impronte sul fango ancora plastico. Questo è 240 milioni di anni fa. Questa viene dalla Val Fiorentina. Bene, vedete quelle protuberanze che costellano la superficie? Beh, quelle sono gocce di pioggia. Sono controimpronte di gocce di pioggia. Quindi questo rettile è stato un po' disturbato da un acquazzone. Anzi, uno strato analogo, abbiamo l'evidenza di questa pioggia. Vedete, non è stata una pioggia molto intensa. Possiamo anche dire che dalla forma delle gocce, perfettamente circolari, non c'era vento. Ora, poiché i geologi hanno un po' la fama di trattare milioni di anni con una certa superficialità, io vi sto mostrando un istante, nel senso stretto del termine, nel senso diciamo proprio letterale, di una situazione che abbiamo registrato 240 milioni di anni fa. Non solo i vertebrati lasciano impronte. A titolo di esempio vi ho mostrato alcune immagini che secondo me, anche per me, sono stupefacenti. Sono impronte di ofiure e di stelle marine impresse su un fondale sabbioso di 248 milioni di anni fa. Provengono dalle Dolomiti. È una cosa abbastanza incredibile e ci dobbiamo chiedere: ma com'è possibile che impronte di questo tipo siano conservate? Allora, perché questo avvenga, bisogna che ci sia una successione di eventi che avvengano rigorosamente nel tempo predisposto. La prima necessità è che la superficie su cui transitano gli organismi, gli animali, in questo caso i vertebrati, sia intrisa d'acqua, sia plastica. Vedete sull'immagine 1 c'è una pozza d'acqua con la pista di un piccolo uccello. Ebbene, le impronte sono solo dove c'è fango. Al di fuori, dove la superficie è già indurita, naturalmente non c'è nessuna impronta. La seconda fase prevede che la superficie improntata venga rapidamente essiccata. In caso di superfici subaeree, questo è il Sole che si preoccupa di questo meccanismo, soprattutto in ambiente tropicale o subequatoriale, come peraltro
da cui provengono tutte le immagini che poi vi mostrerò. Poi la terza fase importante è che la superficie, prima di essere alterata o distrutta dagli agenti atmosferici, come accade diciamo nella norma, debba essere sepolta nuovamente da nuovi sedimenti. Poi, che quella superficie giunga a noi più o meno intatta dipende dalla fase 4, cioè dalla diagenesi, da quell'insieme di processi fisici e chimici che fanno sì che un sedimento sciolto diventi roccia. Nel caso che la diagenesi sia molto spinta e quindi distruttiva, della superficie non rimarrà niente. Se la diagenesi è stata generosa, possiamo avere delle situazioni assolutamente straordinarie. In Italia la paleoicnologia dei tetrapodi comincia nella seconda metà del XIX secolo, con poche segnalazioni a livello più che altro di curiosità, ma bisogna arrivare alla metà del secolo scorso perché la paleoicnologia assume i caratteri di una scienza. E lo dobbiamo a Piero Leonardi, che è stato, io penso, socio di questa accademia, veneziano di adozione, docente a Padova e poi fondatore della geologia di Ferrara. È lui il pioniere della paleoicnologia dei tetrapodi moderno nel nostro paese. Io sono arrivato a questa materia in maniera del tutto casuale, proprio agli inizi della mia attività di ricercatore, nei primi anni 70, grazie a questo campione a cui sono particolarmente affezionato, anche perché è stato l'oggetto della mia prima pubblicazione scientifica nel 1975. È una lastrina di arenaria, anche questa di ambiente fluviale, con delle splendide impronte di piedi di un rettile lacertoide, addirittura si intravede la traccia di trascinamento della coda. Questo campione rappresenta la prima segnalazione della presenza di rettili nel Permiano superiore delle Prealpi Vicentine. Da qui poi le ricerche mi sono molto incuriosito su questa materia e sono stato molto fortunato perché ho trovato materiale icnologico dalla Lombardia alla Carnia, dall'Alto Adige al Vicentino, coprendo un arco di tempo molto grande, dal Carbonifero fino al Triassico, ma è il Triassico il momento che maggiormente ha attirato le mie attenzioni. Qui vedete un insieme di immagini, di impronte provenienti dal Recoaro, alcune sono assolutamente uniche, ma volevo dire che io ho fama di essere un ricercatore molto, molto fortunato. In realtà sono molto, molto curioso e soprattutto non sono molto incline ad accettare le affermazioni dogmatiche in campo scientifico. E questo, vedrete, mi ha portato a fare delle scoperte di un certo interesse. Scusate. Quando io ho cominciato, in Italia eravamo in 5 a studiare le impronte, di cui 4, compreso Giuseppe Leonardi, figlio del professor Piero, erano alla Sapienza di Roma e poi c'ero io a Padova. Abbiamo lavorato molto in collaborazione, siamo ancora amici dopo tanti anni. Dopo 50 anni dall'inizio delle nostre ricerche, durante la pandemia, visto che non c'era altro da fare, è stato pubblicato questo volume monografico che tratta proprio dello stato dell'arte della paleoicnologia dei tetrapodi in Italia. È un volume che ci è invidiato all'estero perché è un volume molto corposo in cui sono descritte, io penso, decine di migliaia di icniti provenienti da tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest, con una quantità di siti assolutamente incredibile e che coprono praticamente l'intero arco di vita dei vertebrati terrestri nel nostro pianeta. Alcune di queste segnalazioni sono estremamente rilevanti non solo dal punto di vista paleontologico, ma anche stratigrafico, biostratigrafico, paleoambientale, paleogeografico, o addirittura affrontano temi di carattere più generale di tipo evolutivo. Vi segnalo che proprio le Dolomiti sono l'unico posto al mondo dove abbiamo una successione di orme di dinosauri in un intervallo di tempo critico nella storia di questi animali. È l'unico posto dove li possiamo vedere in successione. Correlando
queste evidenze con la stratigrafia, siamo riusciti a ipotizzare, a dare una risposta, almeno così pensiamo, che peraltro è stata accreditata ad Nature, in cui correliamo la rapidissima evoluzione dei dinosauri che hanno rapidamente dopo la loro comparsa conquistato le terre emerse a degli eventi fisici e li abbiamo correlati con quello che è chiamato il Carnian Pluvial Event, che è una brusca e drammatica variazione climatica dell'intero pianeta. Questo lavoro adesso è stato messo, questo volume è stato redatto da circa 40 studiosi fra musei e università italiane che studiano nel campo della paleoichnologia. Ma abbiamo accennato ai dinosauri. Beh, tutti sappiamo che i dinosauri erano dei vertebrati affini o di origine rettiliana, tipicamente mesozoici, e in realtà sono comparsi nel Triassico superiore e si sono estinti dopo 140 milioni di anni alla fine del Cretaceo. Ora, fino agli anni 80 del secolo scorso, c'era l'opinione diffusa e anche più volte ribadita che purtroppo in Italia non sarebbe stato possibile trovare documentazione alcuna relativa ai dinosauri. Questo per motivi ben precisi. Primo, i dinosauri erano considerati animali rigorosamente terrestri. Secondo, durante l'intervallo di vita qui marcato dalle frecce arancione, quindi l'intervallo di vita dei dinosauri nel nostro pianeta, l'Italia, quella che sarà l'Italia, era soggetta a condizioni marine, quindi c'era una apparente incompatibilità ambientale. Per questo motivo, quando nei primi anni '80 un appassionato naturalista di Selva di Cadore ha segnalato che ai piedi del Monte Pelmetto, sulle Dolomiti, Pelmo è la montagna, diciamo, classica delle Dolomiti, c'era un masso che aveva sulla superficie, secondo lui, c'erano dei buchi organizzati che sembravano proprio le impronte di un animale. Ma nessuno ci ha fatto caso, perché? Perché la roccia in cui erano queste presunte impronte era una roccia di ambiente marino, la Dolomia principale, del Triassico superiore. Nessuno ci ha fatto caso, io invece ho voluto andare a vedere. Eccolo qua, questo è il masso del Pelmo, che ha tracciato un limite alla ricerca nel campo ichnologico. Vedete che si vede chiaramente che in alto c'è una serie di buchi che effettivamente sembrano lasciati da qualcuno che ha camminato. Allora io sono andato con una scala a pioli, con un mio studente che adesso è ordinario a Ferrara, e sono andato a vedere cosa erano questi buchi. Vedete sull'immagine di destra che ogni buco di questa presunta pista mostra dei rigonfiamenti laterali che sono dovuti proprio alla espulsione del fango sotto il peso dell'animale. Questo è l'indice che toglie qualunque dubbio sul fatto che quelle sono impronte. Poi in realtà, studiando il masso, mi sono accorto che quella pista era la più visibile, ma ce n'erano almeno 100 impronte di animali su una superficie di 30 metri quadrati. Gran parte di queste impronte erano tridattile, cioè erano proprio le impronte tipiche dei dinosauri. Quindi il masso del Pelmetto è diventata la prima documentazione provata di una presenza non saltuaria, ma massiccia di dinosauri nel territorio italiano. La cosa ancora più sorprendente è che lo studio delle impronte, di queste 100 impronte, ha permesso di documentare non solo la presenza di dinosauri in senso generico, ma di documentare tutti i 3 tipi di dinosauri che in quel momento erano presenti nel nostro pianeta. Con la pista più vistosa è stata attribuita a un primitivo ornitisco. Gli ornitischi erano dinosauri con il bacino strutturato come quello degli uccelli, mentre le piste 2 e 3 invece erano attribuite ai saurischi, con il bacino strutturato come i sauri. Peraltro, gli uccelli derivano da questi secondi tipi di dinosauri e non dai primi. La pista 2 è una pista quadrupede, di un dinosauro quadrupede, un sauropodomorfo, erbivoro, mentre gran parte delle 100 orme trovate sul masso vanno attribuite a dei piccoli dinosauri bipedi, carnivori, teropodi, simili al genere Celophysis. Quindi una scoperta che non solo era sensazionale in sé, ma che lasciava spazio
a potenziali nuove scoperte, considerando che la Dorema principale è una formazione rocciosa che si estende dalla Lombardia e sconfina in Slovenia e che copre un intervallo di tempo di 10-12 milioni di anni. Non solo. Perché c'erano queste impronte se la roccia è di ambiente marino? Perché c'è ambiente marino e ambiente marino. Noi dobbiamo fare riferimento a situazioni attuali, per esempio a quanto accade sulle rive del Golfo Persico o quanto accade, ancora meglio, alle isole Bahamas, dove queste aree marine sono delle grandi piane soggette alle maree, si chiamano proprio piane di maree o piane tidali. Queste piane, che possono essere costiere o insulari, sono soggette non solo alle maree giornaliere, ma sono soggette a maree millenarie legate alle perturbazioni orbitali. Allora succede che in questi ambienti nel tempo possono essere sommersi sotto la linea dell'alta marea oppure di essere fra la bassa e l'alta marea oppure di essere addirittura al di sopra dell'alta marea e investita dal mare solo durante gli uragani. Questo noi in stratigrafia lo vediamo benissimo. Bene, adesso se andiamo alle Bahamas vediamo che ci sono le iguane che camminano su queste piane tidali. Nel Mesozoico c'erano i dinosauri. Cosa ci facessero i dinosauri terrestri dentro in questi ambienti assolutamente ostili, questo ancora non l'abbiamo capito. Abbiamo escluso alcune possibilità, non andavano per motivi di migrazione, questo ormai è chiaro, nei grandi siti abbiamo chiarito che non stavano migrando. Non ci sono tracce di nidi, quindi non andavano per deporre le uova. Non andavano per mangiare perché gli erbivori che sono massicciamente presenti in queste associazioni non trovavano niente da mangiare. I carnivori ancora questo è giustificato, ma gli erbivori no. Quindi non sappiamo, ma certamente era per qualche motivo essenziale, perché la presenza dei dinosauri in questo tipo di ambienti ormai è diventato un classico della letteratura mondiale. Dopo i ritrovamenti del Triassico, naturalmente non potevano mancare quelli del Giurassico. Qui siamo ai Lavini di Marco di Rovereto, un sito incredibile, un sito conosciuto dai geologi da sempre, addirittura di memoria dantesca. Anche qui un pensionato, dopo aver visto le impronte del pelmetto, si è incuriosito di fronte a questi buchi e ci ha chiamato ed è uscito il più grande sito con impronte, penso, d'Europa. Centinaia e centinaia di impronte di animali, questa volta molto molto grandi. Quelle del pelmetto erano piccoli animali, questi invece sono animali. Pensate a questi sauropodi, potevano arrivare a 4 tonnellate di peso. Hanno lasciato delle impronte eccezionali, anche se la maggior parte delle impronte va riferita a bipedi carnivori, a teropodi, di piccoli, grandi e medie dimensioni. Quindi abbiamo un esempio, vedete il reale e la ricostruzione. Adesso non facciamo più così, si fa tutto attraverso il laser e quindi si ottengono delle riproduzioni assolutamente perfette. Abbiamo trovato anche impronte di ornitopodi, primi ornitopodi conosciuti al mondo, insieme con le impronte di dinosauri, tantissime, centinaia. Abbiamo trovato che impronte rare di piccoli lepidosauri e addirittura un'impronta di un rettile del gruppo dei terapsidi, cioè dei rettili da cui poi nascono i mammiferi. A conclusione delle ricerche nei Lavini di Marco, con Giuseppe Leonardi e sottoscritto abbiamo pubblicato questo volume che 20 anni prima era assolutamente impensabile. I dinosauri in Italia, una cosa che era folle pensarla. Non solo ci sono i risultati delle ricerche fino a quel momento effettuate, ma addirittura in questo volume si parla del primo scheletro trovato in Italia. Uno scheletro di un piccolo dinosauro trovato a Benevento, che è un caso mondiale perché non solo c'è lo scheletro, ma è mummificato. Ed è stato possibile, non da me, ma da chi si interessa di vertebrati, stabilire la composizione dei batteri nello stomaco. Quindi è una cosa assolutamente unica. E naturalmente qui è stata aperta la strada. Le ricerche ai Lavini di Marco sono state la fucina per i nuovi ricercatori che da qui si sono
estesi a fare ricerche in tutta Italia, arrivando appunto a risultati straordinari. Per quanto mi riguarda, io ho continuato a lavorare soprattutto nelle Alpi meridionali. Vi mostro solo alcuni dei siti che a mio avviso sono i più significativi. Questo della Bella Lasta nei Lessini Veronesi, vedete in basso nell'immagine a destra, c'è un'impronta eccezionale perché è conservata in una roccia impossibile, è un calcare, quindi abbiamo dovuto veramente fare uno sforzo per superare le nostre ritrosie ad ammettere che era vero. Poi abbiamo capito che questo sedimento, che era un sabbione, ha conservato delle impronte, ma veramente forse le più belle impronte che io abbia mai visto di dinosauro, perché c'erano delle alghe all'interno del sedimento che hanno fatto precipitare il carbonato di calcio, indurito il sedimento appena dopo che l'animale era passato. Qui si vedono in questa impronta i cuscinetti delle falangi, i cuscinetti falangeali, si vedono perfettamente la forma e la dimensione degli artigli. Era un dinosauro grande questa volta, era un ceratosauro, tipo un dilofosauro, come quelli nell'immagine a sinistra. Poi, incredibilmente, abbiamo trovato delle impronte, questa volta quasi alla sommità del Monte Pelmo, 800 metri sopra il masso del Pelmetto. Questa volta sono impronte giurassiche, non più triassiche, ed è un caso, io credo, unico che nella stessa montagna ci siano impronte di dinosauri alla base e anche alla sommità. Quindi vi dà l'idea di cosa sono e di cosa nascondono le Dolomiti. Questa è una lingua di roccia larga 12 metri, con 200 metri verso destra, 800 metri verso sinistra, naturalmente raggiungibile solo con l'elicottero. E qui abbiamo trovato delle impronte di dinosauri che sono sempre del Giurassico inferiore, ma circa 2 milioni di anni più recenti rispetto a quelle del Pelmetto, di Rovereto. Questa scoperta è particolarmente importante perché si pensava nella ricostruzione dell'evoluzione di quest'area che la parte dolomitica fosse decisamente sommersa, mentre in realtà questo dimostra che la storia di questo territorio non era dissimile dalla parte meridionale dove ci si trova Rovereto, dove si trova il Pasubio, dove si trovano gli altri siti che hanno restituito impronte di dinosauri. Ok. Sto lavorando in Puglia, sul Cretaceo della Puglia, in questa cava. Col drone abbiamo censito migliaia di impronte di dinosauri. Ho lavorato in Marocco, nel Giurassico superiore. Qui abbiamo dinosauri di dimensioni enormi. Qui vedete una mandria di sauropodi con impronte di 1 metro, 1,20 metri di diametro. Erano animali praticamente dei treni che si muovevano su questa superficie. Non parliamo dei carnivori, questa è un'orma di un carnivoro, guardate le dimensioni, abbiamo misurato delle impronte che il dito centrale è lungo 1,5 metri. Soprattutto erano degli spinosauri. L'ultima cosa che vi mostro è che facciamo un salto indietro nel tempo, torniamo nel Triassico. In Val del Dogna abbiamo trovato un sito con nidi non di dinosauri, i dinosauri stavano comparendo in questo momento, sono nidi di specie di coccodrilli, di fitosauri. Queste che vi mostro sono le immagini del più antico sito al mondo con nidi di rettili. Questo è un unicum mondiale. In fatto di unicum vi cito appena un altro unicum a livello proprio mondiale, le ciampate del diavolo, trovate nel 2012, che sono state accreditate da Nature come in quel momento le più antiche impronte al mondo con orme umane. Ma di questo, se il Presidente me lo concede, potrà essere l'occasione di un altro incontro in cui vi parlerò solo di questo sito che è assolutamente straordinario. Grazie. Sono rimasto nei tempi. Perfetto.